Tanto grazie per la presenza così numerosa e calorosa, evidentemente sia grazie alla Lega interessa i nuoresi prima di tutto, e sia il giovane autore ha il suo seguito non solo social ma anche concreto. Oggi siamo qui per presentare il lavoro fatto da Riccardo Costa, che è un giovane nuorese, classe 2001, laureato in economia, appassionato di storia locale, appassionatissimo di Nuoro, autore di questa monografia, di questo saggio, Zupino, il Pino di Grazia Deledda, con il quale credo che si possa mettere la parola fine a una vecchia e lunga diatriba. Una volta che leggerete questo libro capirete il perché. Perché d'ora in avanti Nuoro non ha solo il piacere, l'onore, ma anche l'obbligo di valorizzare, accanto ai luoghi che già valorizza, ossia principalmente la casa natale di Grazia Deledda e il Monte Ortobene, con cui tutti gli annessi e connessi, passando per la solitudine, eccetera. D'ora in avanti, da questo momento in poi, c'è l'obbligo di valorizzare e di ricordare sempre un'altra zona di Nuoro, che è quella di Zupino, che Riccardo con questo studio dimostra essere la culla della creatività di Grazia Deledda. I sogni di questa grande scrittrice sono nati lì, sono nati a Zupino. Zupino adesso è certificato, è individuato, poi sarà lui chiaramente a dimostrarlo. Con il libro lo dimostra a chiare lettere, lo dimostra con i documenti, con tutto un excursus che è ricchissimo di informazioni, di curiosità. Il libro è organizzato molto bene, c'è una parte introduttiva che presenta la situazione a livello generale, dopodiché Riccardo entra nei dettagli della storia di Zupino. Lo individua, raccoglie tutto ciò che è stato scritto attorno a Zupino, raccoglie tutti i passaggi di Grazia Deledda che ha pubblicato in vari romanzi, in varie novelle, partendo da quello che è una delle opere principali, che è Cosima. Basta leggere Cosima e c'è una parte sostanziosa, che parla proprio di Zupino. A Zupino c'è stato anche un personaggio, una persona che è stata particolarmente lungimirante, che è il colono della famiglia Deledda, che coltivava la vigna e l'orto tra questi pilari di fichi, e lui aveva previsto un futuro oltre Nuoro per la ragazza, per la fanciulla Grazia Deledda. Stiamo parlando di una ragazza, 16-17 anni, e lì comincia la sua avventura, che poi la porta al premio Nobel. La bellezza di questo studio è che ogni domanda, ogni dubbio che vi può passare per la testa mentre leggete, o che avete prima, magari chi è curioso della storia di Grazia Deledda, avrà la sua risposta. Ci sono tutti i documenti, compresi quelli catastali, quindi credo che con questo lavoro si possa appunto non mettere la parola fine, ma mettere la parola inizio, perché adesso inizia un nuovo percorso e appunto Grazia Deledda bisogna valorizzarla in tutta Nuoro. Cioè, io inizio a immaginare i pullman dei turisti che vanno non solo alla solitudine a fermare e poi andare a piedi verso la casa di Grazia Deledda, e poi risalgono sul pullman e vanno alla Monte Ortobene, ma magari un giorno arriverà il momento in cui gli stessi saliranno sul pullman e andranno a vedere Zupino, perché lì vedranno quanto l'associazione poi Ortobenessere sta ricostruendo con dovizia di particolari e con una ricerca storica molto curata, quello che era appunto il vigneto della famiglia Grazia Deledda,
e tutto ciò che c'era attorno questo appezzamento di terreno, che era, anche poco fa qualcuno in ugolese diceva il sole si strada, il sole si stradone, perché dobbiamo tornare un po' indietro con la memoria e immaginare Nuoro centro, la casa, il Monte Ortobene da una parte e dall'altra Giupino, che altro non era che la strada, la via per uscire da Nuoro, quindi per andare oltre il Nuoro. E non è un caso che Grazia Deledda abbia iniziato a sognare lì, a coltivare la sua passione. Non è solo la finestra di casa che le permette di guardare il Monte Ortobene e quindi di vedere il mondo oltre. C'è anche Sistradone, quello che oggi porta verso Macomerre, Toddotana o Toddotana, la pronuncia io, questo non so quale sia. Toddotana. E quindi adesso anch'io sono curioso mi metto dalla parte del lettore e voglio che Riccardo adesso dimostri quanto ha scritto in questo libro. Intanto complimenti e buona lettura. Dunque, innanzitutto grazie per essere venuti così numerosi, mi fa enormemente piacere. Quindi ringrazio ovviamente tutti i presenti, ringrazio la Regione Sardegna, la Fondazione per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta per il patrocinio e ringrazio ovviamente la Fondazione di Sardegna e l'organizzazione di volontariato Ortobenessere per il contributo. Dunque, questa ricerca nasce a seguito della pubblicazione nel 2020 del libro L'eredità, i luoghi di Cosima di Graziano Costa, che contiene la pubblicazione sostanzialmente del patrimonio della famiglia Deledda. E in quei testamenti e in quegli atti notarili compare anche la vigna di famiglia sita in località Todottana Giupino. Quindi da qui nasce, diciamo, la curiosità di andare a vedere, anche attraverso una ricerca testuale, attraverso i mappali conservati presso l'Archivio di Stato di Nuoro, cioè la storia di questo luogo, dall'epoca della scrittrice fino ai giorni nostri. Cosa è accaduto, cosa è successo, perché è stato abbandonato e così via. E io partirei facendo una premessa, che è anche un monito forse per noi muresi, e che è questa. Allora, innanzitutto noi muresi non leggiamo Grazia Deledda, perlomeno non tutti, e i giovani ancora di meno. Questo può essere un problema alle volte, ma io li capisco anche certe volte i giovani che non leggono Grazia Deledda, perché io sono convinto che se i giovani diciamo di chiudere gli occhi e di immaginarsi Grazia Deledda, come se la immaginerebbero? Come il murales che c'è qua fuori. Capelli bianchi, china, sempre pensando a scrivere, un'immagine filosofica anche un po' noiosa. Però nella realtà dei fatti, Grazia Deledda parte dalla Sardegna nel 1900, alla soglia dei 30 anni, cioè era una ragazzina. E a Nuoro vive la sua giovinezza, cioè la sua fanciullezza, vive la sua adolescenza, 14, 15, 16, 17, 20 anni, era una ventenne. Quando scrive le lettere che vi mostrerò, Grazia Deledda è una ventenne. E allora forse dovremmo, perlomeno noi nuoresi, riappropriarci di questa immagine. Cioè Grazia Deledda nuorese è una Grazia Deledda giovane, che fa cose da ventenne, ovvio che va contestualizzata. Stiamo parlando del 1800, le ragazze ventenni di oggi vanno a Tenerife, lei non andava di certo a Tenerife, però andava alle feste, andava alle sagre, viaggiava con il fratello per i paesi della Barbagia e noi dobbiamo riappropriarci di questa immagine, altrimenti per i giovani, ma anche per i lettori, non sarà mai un'immagine accattivante Grazia Deledda. Grazia Deledda anziana è un'immagine di una scrittrice vincente, premio Nobel, ma non è l'immagine di Grazia Deledda nuorese. Detto questo, io direi di iniziare con una lettera, che è una lettera direi emblematica, anche un po' riassuntiva del contesto di Giupino, che Grazia Deledda invia a Luigi Falchi l'8 ottobre del 1899, quindi siamo in pieno periodo della vendemmia, e che fa sostanzialmente una descrizione abbastanza accurata e riassuntiva del luogo.
Spesso vado in una campagna suggestiva, una pianura melanconica, deserta, senza alberi. La nostra vigna è l'ultima. 2 pini alti fremono continuamente sotto il cielo di un azzurro triste di viola mammola. Al di là cominciano le tancas melancoliche, animate solo da qualche greggia e sembrano sconfinate. Da sotto il pino, ove è inciso il nome di Sebastiano Satta, che deve aver sentito la triste poesia di questo luogo, io guardo la vastità desolata e desidero andare attraverso questa infinita e pur dolce tristezza della natura sarda. Chissà, se diventerò ricca, come oso sperare, mi farò una casa qui, sotto l'incessante murmure dei pini. Dunque, grazie ad Eledda, in questa lettera ci dà già delle informazioni chiave. Innanzitutto si apre con un avverbio, spesso, che ci dà subito la frequenza con cui Grazia Deledda si reca in questa località. Poteva scrivere qualche volta, poteva scrivere ogni tanto, mi capita di... No, lei scrive spesso, quindi una reiterazione nel tempo. Grazia Deledda si reca frequentemente nella località. Ci dice che c'è una campagna suggestiva e poi ci dà una coordinata spaziale, perché ci dice la nostra vigna è l'ultima, quindi una vigna lontana. E c'è da dire che, oltre le rinomate valli di Bademagna e Marrelli, all'epoca una vasta costellazione di vigneti familiari risaliva dal Quadridio, lungo l'attuale Viale Repubblica, fino a Montecurtei, a Due Carros e Tolotana, appunto sul Pino. Grazia Deledda poi cita 2 pini. Ci dice 2 pini alti fremono continuamente. Ma di questi 2 pini ne legge uno e dice da sotto il pino singolare, ove è inciso il nome di Sebastiano Satta, io guardo la vastità desolata. Quindi questo pino si deve trovare in una posizione un po' rialzata per vedere la vastità desolata. E poi termina la lettera con un sogno, cioè se dovessi diventare ricca mi piacerebbe farmi una casa qui, sotto l'incessante murmure dei pini. Ora, per comprendere appieno il valore di questa località bisogna ricondursi senz'altro al romanzo autobiografico Cosimo, pubblicato postumo nel 1936 e 1937, dove la scrittrice ambienta proprio a Zuppino, pensate bene, una parte rilevante dell'opera, quasi totalmente 2 capitoli, i capitoli finali, il 7° e l'8, quelli precedenti alla partenza, poco prima di partire verso Cagliari e poi verso Roma. E in questo passaggio, tratto proprio da Cosima, vi inviterei a soffermarvi sulle descrizioni e sui dettagli del paesaggio. In ottobre ci fu come al solito la vendemmia. No, non come al solito, poiché la madre, d'accordo con Andrea, aveva fatto costruire una piccola casa di pietra vigna, sotto un pino che vigilava solitario la grande distesa, quasi tutta selvaggia come una landa, e dichiarò che la voleva abitare per qualche settimana. Solo la vigna rallegrava quei suoi quadrati verdi e gialli, con qualche filare di grandi fichi bassi, la dolce e triste solitudine del luogo. I monti lontani innalzavano una muraglia azzurra intorno all'orizzonte. Un colono del continente coltivava, fin dal tempo in cui era vivo il padre di Cosima, la vigna da lui piantata, e un grande orto che godeva di un rivolo d'acqua, raccolto in una vasca ampia come un laghetto, circondata di giunchi, canne e salici selvaggi. Il luogo era bello, una specie di oasi nella desolazione della pianura incolta e pietrosa, saetata nell'estate da un sole implacabile. Ed ecco, adesso la casetta di pietra lo rendeva più pittoresco ed ospitale. Erano appena 2 stanze, addossate ad un'altra piccola, che fino a quel tempo era stata l'abitazione del solitario colono, il quale non si muoveva mai dal posto, rifornito ogni tanto di pane e altri viveri da Andrea, che di ritorno portava a casa i prodotti dell'orto. Erano per lo più patate, legumi, verze, zucche e insalate, e qualche volta anche poponi e cocomeri, e della stagione l'uva, quasi tutta da vino, quel vino leggero ma saporoso che aveva aiutato Cosima a comprare francobolli e spedire i suoi manoscritti. Dunque,
Grazia Deledda ci ha dato una descrizione, penso, abbastanza esaustiva della località. Allora, innanzitutto ci troviamo ad ottobre, quindi periodo della vendemmia. Ci dice che c'era una piccola casa di pietra nella vigna, sotto un pino solitario, che c'era qualche filare di grandi fichi bassi, che i monti lontani innalzavano una muraglia azzurra intorno all'orizzonte, che c'era un grande orto che godeva di un rivolo d'acqua raccolto in una vasca. E di questo orto ci ha detto che cosa piantavano: zucche, insalate, legumi e così via. E poi ci dà un dettaglio quasi imprenditoriale di Grazia Deledda. Ci dice che nella stagione c'era l'uva, quasi tutta da vino, e che con quel vino Grazia Deledda, tramite la vendita di quel vino, acquistava i francobolli per spedire le lettere in continente, i suoi manoscritti in continente. Ora, la distanza che separa la casa natale, sita nel rione di Sant'Upredu, da Zuppino, non è certamente trascurabile. E questa diciamo che è anche una delle domande più curiose. Come ci andava Grazia Deledda fino a Zuppino? E non sarò io a rispondere, sarà Grazia Deledda stessa. Però anticipo una piccola cosa, che io penso che nel 1800 il metodo più comune, detto in francese, di tappelle. Okay? E vi assicuro che nel 1800 si camminava perché i mezzi di trasporto tramite animale, come ad esempio il cavallo, se lo potevano permettere solo le famiglie più abbienti, e a piedi si camminava molto, anche se oggi non siamo più abituati, e si andava anche tra un paese e l'altro a piedi. E di questa passeggiata, lunga passeggiata, ne troviamo testimonianza sia in Cosima che nella novella La moglie. Cosima e la madre si incamminarono a piedi lungo lo stradone, dopo aver oltrepassato le ultime case del paese. Un carro sardo, tirato da due piccoli bue biancastri, attraversava lentamente la pianura. Ricordo come fosse ieri. Noi andavamo a piedi ad una vigna e raggiungemmo il carro, tanto questo andava con lentezza tante. Vedete, anche qui ricompare lungo lo stradone, che è la strada nazionale Nuoro-Maccomere, quindi l'attuale via Murichessa, e poi, se vi capita di leggere la novella La moglie, in questo carro c'è una ragazzina col costume di marmogliata, quindi verosimilmente stanno andando proprio, sarebbero in Viale Repubblica o superati probabilmente il Quadriglio, e quindi il carro si sta dirigendo verso Marmogliata, che è la stessa strada praticamente fino al bivio, dove si girerà per Maccomere, bisogna fare la stessa strada. Ma un'altra curiosità, forse meno nota, è che Grazia Deledda era anche una grande amante dell'equitazione, e con il fratello Andrea viaggiavano per i paesi dell'interno, anche di notte. Di questo ne abbiamo testimonianze in alcune lettere, in modo particolare in una inviata da Andrea Pilota, all'epoca il fidanzato, del 6 aprile 1893. Sono un po' amante dell'equitazione e cavalco benissimo, ma seduta all'inglese o come gli uomini. Seduta nella stupida maniera che si siedono le donne sarde, non so andare, perché cado o temo di cascare di sella. 2 anni fa sono andata a Bitti e non mi sono stancata per nulla. Anche ad Orgali sono andata a cavallo da molto tempo. Se tu vedessi che paesaggi sublimi, che strani panorami che a me parvero tanto più belli al ritorno di notte con un misterioso plenulio. Capite quando vi dico di immaginarci Grazia Deledda giovane, perché Grazia Deledda andava anche a cavallo, e a piedi o a cavallo si recava ovviamente anche presso la linea di famiglia. E di questa lunga passeggiata o cavalcata c'è un'altra testimonianza, un'altra lettera inviata sempre a Andrea Pilota, dove Grazia si trova ammalata, sta male, influenzata, e quindi per ristorarsi decide di fare queste lunghe passeggiate, che però vedremo che non funzioneranno molto. Vado a letto perché mi sento molto male. Sono davvero ammalata e vi sono giorni in cui mi pare di morire. Ho provato a fare delle lunghe passeggiate, come ti avevo detto, verso le nostre vigne, ma è peggio ancora. Vada a piedi o a cavallo, ritorno stanca e più ammalata. Dunque, anche qui compaiono le lunghe passeggiate, quindi non si tratta di un luogo vicino alla casa natale, è un luogo distante, tanto che o si va a piedi per una lunga passeggiata o bisogna andare a cavallo. E ancora, in altre lettere inviate stavolta ad Angelo De Gubernatis, un importante linguista, orientalista e storico della letteratura italiana, con cui Grazia Deledda
intraprende un rapporto epistolare, e anche Stanis Manca, il giornalista biondo con cui lo stesso Grazia Deledda intraprende, diciamo, diverse conversazioni via lettera. Per ora mi appago di pensare vaporosamente a queste cose, traversando a piedi o a cavallo o in carrozza le tristi campagne. Stanis, volevo scrivervi da ieri, ma sono stata in campagna a cavallo e sono ritornata stanchissima. Qui possiamo notare anche un'altra cosa, il periodo in cui scrive queste lettere, sempre ottobre, sempre il periodo autunnale, perché evidentemente è il periodo dove si recava più frequentemente nella località, ovviamente inerente al periodo della vendemmia. Ma più che le lettere, ancora di più lo testimonia la sua produzione letteraria. Io penso che emblematica sia una novella, appunto A cavallo, dove Grazia ci racconta di un'avventura che ha fatto con una sua cugina maggiore verso il paese di Forni. Poi vi invito a leggerla, loro si perdono, finiranno ad Orgoso, è un'avventura. Però è bello perché in questa novella sono due ragazze nel 1800 che viaggiano da solo a cavallo per i paesi della Barbagia. E anche qui ricompare con l'astuzia la vigna di famiglia. Un tempo io ero, pare impossibile, un'intrepida amazzone, ma da noi in quel tempo si nasceva, si può dire, a cavallo. Invece che sulle sedie, i bambini si arrampicavano sui mansueti ronzini, invariabilmente legati nelle stalle dei ricchi proprietari e sotto le tettoie dei pastori poveri. A cavallo i proprietari andavano a visitare le loro terre e a cavallo si partiva nelle luminose albe di primavera ed autunno, in allegre brigate per le feste campestri. Il cavallo, quindi, era per noi ragazze di buona famiglia, condannate ancora ad una vita orientale, chiusa e sorvegliata gelosamente dai genitori, fratelli, zii e cugini, un simbolo di libertà e di gioia. Fu lei a combinare una gita arrischiatissima al paese d'origine delle nostre famiglie, l'Aquila dei paesi di Sardegna, accovacciata alle falde del Gennargentu, Fondi. Il mio sogno, risalire la strada dove erano scesi i nostri nonni arguti e artisti, e si cominciò con l'astuzia, domandando ai genitori il permesso di passare 2 giorni e una notte nella vigna, dove ci si poteva dormire. La vigna era nella strada per Macomer, ma noi, arrivati al Trivio dopo Nuoro, nel mattino di maggio, che dava tutti i colori dell'iride meraviglioso panorama, si tirò dritto per lo stradone di Mamogliano. Dunque, è chiarissimo, Grazia ci dice esattamente dove è situata la vigna. La vigna era nella strada per Maccomè, oggi coincidente con Viale Muriches. Ovviamente la distanza dal centro abitato imponeva una sorta di logica complessa. Soprattutto immaginate nel periodo della vendemmia dove la famiglia si doveva trasferire nella vigna per più giorni. E di questo trasferimento ce ne parla accuratamente nel romanzo autobiografico. Fu dunque mandato un carro di mobili, come si usava per andare al monte, e Cosima si offrì ad accompagnare la madre, mentre le sorelle, che non volevano neanche sentir parlare di un luogo sperduto come quello, sarebbero rimaste a casa sotto la sorveglianza della serva fedele. Dunque, l'usanza era identica a quella della villeggiatura per il Monte Ortobene nel periodo estivo. Caricavano un carro di masserizia dell'occorrente e si trasferivano per più giorni nella vigna. E questo è raccontato in Cosima. Da questo momento in poi, che avviene il trasferimento, Grazia ci racconta tanti particolari, ci racconta com'era la casetta, dove scriveva, quando scriveva, racconta della padrona che andava a lavare i panni nella vasca, ancora presente, e tante vicende particolari che sono accuratamente riportate nel libro, quindi diciamo che il testo c'è tutto. E ovviamente ci racconta della vendemmia, che era l'evento più importante e che, come raccontato nella Casa della Luna, una novella, terminava con feste e balli. C'è festa notturna nella vigna, un servo suona la fisarmonica e le ragazze ballano al chiaro di luna. E ovviamente il protagonista di questo luogo è il grande pino solitario che dava il nome alla località. Ma il punto centrale del paesaggio, il più bello, era il pino solitario,
entro il quale vibravano le fiamme del sole, che pareva vi si annidasse come un grande uccello di porpora. E l'anima nostra rassomigliava al pino, altissimo e amico del cielo, delle nuvole, degli uccelli, dei colori orientali dell'orizzonte. Il pino che sovrastava ogni cosa intorno e pareva più alto dei monti lontani e viveva per conto suo, senza badare ai cavoli e ai fiori, solo e potente, con le sue calme, i suoi mormorii, le sue rabbie oceaniche, quando lottava contro i venti e ne vinceva il rumore. Si tratta, lo ricordo, del pino situato sopra la casetta di pietra. Una casetta di appena 2 camerette ci riparava dall'umido della notte, ma sopra mormorava, anche se non c'era vento, il pino, e la sua musica, senza suono, apriva il tetto di quella specie di capanna e ci portava via, in lenti giri concentrici, entro una rete di setta, via via per gli infiniti spazi dei sogni. Ora, come abbiamo visto nella lettera iniziale, però Grazia Deledda ha parlato di 2 pini. In Cosima parla di un pino, anche nella novella Sotto il Pino parla di un pino, anche nella novella La Casa della Luna parla di un pino, insomma nelle opere parla sempre di un pino, ma nella lettera abbiamo visto che c'erano 2 pini, dice 2 pini, poi dice da sotto il pino che inciso il nome di Sebastiano Sata, quindi ha un pino preferito, diciamo. E di questi 2 pini però Grazia Deledda ce ne parla anche in qualche sua opera. Ne troviamo ad esempio un esempio emblematico nel romanzo Cenere. In mezzo ai campi, quell'anno coltivati dal mugnaio, sorgevano 2 pini alti, sonori come 2 torrenti. Era un paesaggio dolce e melancolico, quella sparso di vigne solitarie, senza alberi né macchie. La voce umana vi si perdeva senza eco, quasi attratta e ingoiata dall'unico borborio dei pini, le cui immense chioma pareva sovrastassero le montagne grigie e paonazze dell'orizzonte. E ancora ne troviamo testimonianza nel nostro Padrone, che è un altro romanzo, dove i pini vengono collocati nella loro esatta posizione presso la strada per Macomer. In quel tempo, circa 30 anni or sono, da Macomer a Nuoro si viaggiava ancora in diligenza. La vettura correva attraverso una campagna ondulata dal terreno scuro, ove qualche distesa di orzo, già alto, metteva come delle sfumature verdi, torme di corvi s'alzavano gracchiando dalle macchie umide, e solo 2 pini solitari sorgevano in mezzo alle vigne ancora spoglie. In lontananza si scorgeva Nuoro. E i 2 pini sono ricordati anche in numerose lettere, come ad esempio in una inviata ad Angelo di Gubernatis, che è abbastanza particolare e importante, poi vedremo il motivo. Eravamo in un pianoro, io e un'altra fanciulla dagli occhi azzurri, vuoti e profondi come i cieli, come disse Baudelaire. Sulle nostre teste i pini fremevano incessantemente e sulla strana pianura l'erba e i fiori raggiungevano quasi la nostra fronte. Così avvenne che chiusi gli occhi e pensai a te, mentre il canto bizzarro della mia compagna dagli occhi azzurri scendeva e saliva col vento, con l'ondeggiare delle nuvole d'argento, col fremito delle erbe e col sussurro dei pini. Perché dico che questa lettera è importante? Perché svela un metodo che usa Grazia Deledda, cioè quello del riutilizzo letterario del vissuto. Lo stesso paesaggio, quindi questi stessi occhi azzurri vuoti, profondi come il cielo, li troveremo identici nel romanzo Cenere, pubblicato 10 anni dopo. Ricordi lontani, erranti e cangianti come le nuvole, gli sfioravano la mente, confusi con le impressioni recenti. Ecco, egli rivede il paesaggio melancolico, vigilato dai pini sonori, dove suo padre ara la terra per seminare il frumento del padrone. I pini hanno un rombo che pare la voce del mare. Il cielo è profondamente e tristemente azzurro. Anania ricorda 2 versi. I suoi occhi sono azzurri, vuoti e profondi come il cielo. È identica papale alla lettera che ha inviato 10 anni prima ad Angelo de Gubernatis.
Ma i due pini sono anche ricordati, oltre che nelle lettere, nei romanzi, anche in una poesia che Grazia Deledda dedica al tramonto. Tutte le rose dell'autunno han sciolti sul fuoco del tramonto i porporini petali. Sfumano nella luce, avvolti dalla pianura, gli ultimi confini. Ma il cielo in alto è sì profondo. I pini nel vuoto azzurro son più cupi. Volti verso occidente, in armoniosi inchini, canta silvane strofe. Anima, ascolti. Nelle vigne quest'anno desolate, nei pampini pallenti, è una profonda ombra di fame e di miseria. Eppure, par che la rosea luce, un raggio e fonda di fede, e i pini cantino. Sperate in giorni assai migliori, o genti pure. Anche qui ritroviamo quegli elementi che abbiamo visto nella lettera, cioè lei dice pianura, gli ultimi confini, che richiama un po' il fatto che la vigna era ultima. Poi dice i pini, al plurale, volti verso occidente, che è la direzione in cui prende la località Todota Nasupino rispetto all'abitato di Nuoro. Ci dice le vigne desolate, stesso termine che utilizza nel romanzo autobiografico, che sono un'oasi sostanzialmente nella pianura desolata. E questi due pini sono ricordati anche da Remo Branca. Remo Branca è un importante incisore, pittore, scrittore, docente sardo dell'epoca, che in un articolo di giornale della fine degli anni 60 ci ricorda. I pini erano due, soli da secoli ai limiti della brughiera selvaggia, alla porta di Nuoro, proprietà fisica della padronale famiglia nuorese Deledda, e non fu mai tentata di abbatterli, sebbene inutili, perché davano prestigio al podere che dal pino prendeva nome. Quindi Remo Branca ci dice i pini erano due. Però, sebbene i pini fossero due, come abbiamo visto, Grazia ne elegge una protagonista assoluto. Qual era questo pino? Ce lo dice. La località prendeva nome da questo pino solitario, va nella località detta il pino, quindi il pino che dà il nome alla località. Poi ci dice, la madre, d'accordo con Andrea, aveva fatto costruire una piccola casa di pietra nella vigna, sotto un pino, quindi è il pino che è situato sopra la casetta. E ancora, infatti, il pino sopra la casetta, che ancora odorava di calce e vibrava tutto di canti d'uccelli. E ancora, una casetta di appena 2 camerette ci riparava dall'umido della notte, ma sopra mormorava, anche se non c'era vento, un pino. E qui possiamo notare l'immagine proprio del pino, che è quella di Viale Morichessa, situato sopra la casetta. L'altro pino, invece, si trovava nei limiti sud della proprietà, una quota di terreno nettamente inferiore e distante quasi il doppio rispetto a quest'albero da tutti gli altri elementi, quindi dalla casetta e dalla vasca. Questo pino, inoltre, rispetto all'altro, godeva di un piedistallo naturale, una sorta di rialto rinforzato artificialmente in pietra. E questo Cosima, Grazia Deledda, ce lo dice. Ci dice, anche intorno al pino si ripeteva la stessa decorazione e sul rialto rotondo cresceva l'erba. Queste sono le 2 fotografie dei pini. Il pino con rialto in pietra, rotondo, sito, l'abbiamo conosciuto tutti in Viale Morichessa. Questo è il secondo pino che invece si trovava ai limiti sud della proprietà. Ripeto, una quota inferiore, come vedete, senza piedistallo naturale, non era rialzato. Cosa accadde? Che questi 2 alberi, che sempre Remo Branca testimonia nel libro Il segreto di Grazia Deledda, che nel 1967 si abbatté sostanzialmente sul nuorese una tempesta inaudita, che fece crollare una delle 2 piante. Ritornando a Nuoro nel 1967, ero andato incontro al grande albero che la Deledda amava. Me lo aveva fatto scoprire il vecchio maestro elementare che mi aveva guidato armoniosamente nel mio itinerario deleddiano, ed io sentivo un certo orgoglio per averlo indicato alla gioventù nuorese. Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 1967 una tempesta che sembrò voler spazzar via tutto. Il grande albero, non ancora stanco della sua testimonianza, nel suo evidente vigore, dovette cedere. L'altro pino, più lontano,
sui limiti della strada provinciale è ancora in piedi. Quindi Remo Branca ci dice è caduto un albero e l'altro sui limiti della strada provinciale è ancora in piedi. Cioè continua a sostenere quello che aveva detto precedentemente nell'articolo di giornale. I pini erano due. In questa notte, tra il 2 e il 3 febbraio del 67, cade uno dei pini e l'altro è ancora in piedi. In questo disegno di Remo Branca, lui ha disegnato proprio l'albero che cadde nel 1967 e in lontananza possiamo notare proprio l'altro pino situato sopra la casetta, quello che descrive Cosimo. Quindi se Grazia Deledda aveva, diciamo, narrato di un pino solitario per esigenze narrativo-affettive, quella tempesta rese davvero vera quella descrizione. Rimase un solo pino. E qui possiamo notare le fotografie scattate da Remo Branca del pino crollato nel 1967 e l'altro pino, quello che dice lui al limite della strada provinciale, con il rialto in pietra che descrive Grazia Deledda, situato più distante. Quindi abbiamo visto come questo luogo fosse importante per la Deledda, quanto fossero importanti due pini, poi uno in particolare, e questa località però non fu frequentata solo da scrittrici. Ne abbiamo testimonianza, come abbiamo letto inizialmente nella prima lettera, e dice da sotto il pino fu inciso il nome di Sebastiano Satta. Quindi la località fu frequentata anche in un periodo sicuramente da Sebastiano Satta, che gli dice probabilmente deve aver sentito la triste poesia di questo luogo e ci ha inciso il suo nome. Quindi diciamo che Sebastiano Satta deve aver sentito anche forse una suggestione, come dice Grazia Deledda, no? E infatti esiste anche una cartolina dove il pino di Viale Murichessa è chiamato Nuoro, il pino di Sebastiano Satta, proprio un ricordo della lettera scritta da Grazia Deledda a Luigi Falchi. Non fu frequentato solo da Sebastiano Satta e Grazia Deledda, ma anche da Antonio Ballero. Antonio Ballero era un grande amico di famiglia Deledda, grande amico di Grazia, ma grande amico di famiglia, tanto che fu testimone di nozze della sorella di Grazia, Vincenza. E se Grazia Deledda descriveva quella campagna ad ovest di Nuoro, no? Con le sue pianure onduleggianti, quasi selvagge ed aride, animate solo da qualche greggia, Ballero le trasponeva su terra. Possiamo notare il panorama che incomincia la campagna ad ovest di Nuoro, dove si può notare il Monte Gonare e il Gennargentu. E uno degli ultimi dipinti di Ballero, realizzato proprio nel 1932, che è la data in cui morì Antonio Ballero, quindi si tratta di uno dei dipinti ultimi del pittore, fu proprio il pino di Grazia Deledda. Questo è il quadro che adesso ha la collezione del Banco di Sardegna. Quindi, Grazia Deledda, Antonio Ballero, Sebastiano Satta. Parliamo di tre pilastri che hanno fatto di Nuoro l'Atene sardo del 1900. Ma non fu frequentata questa località solo da esponenti del mondo culturale nuorese. Ne abbiamo visto prima testimonianza di Remo Branca, che testimoniò i due alberi, poi la caduta di uno dei due pini, e Remo Branca sottolineava proprio l'importanza del luogo e diceva: E la poesia in Cosima c'è la grande verità della sua giovinezza, amara e triste spesso. Alla fine si chiude con un canto poetico pieno di stupore, che ha come pretesto un grande pino che sorgeva accanto alla casupola della vita, alle porte di Nuoro, e nella quale trascorse, in compagnia della madre e di un servo fedele, un periodo della vendemmia. E proprio riflettendo sull'importanza simbolica del pino, Branca dichiarava: l'amore per gli alberi non è ancora nato nell'isola. Questa volta però l'albero meritava di diventare simbolo, quasi un monumento. Infatti avevo notato molti anni addietro che se il Gianicolo custodiva la quercia del Tasso, le fonti del Clitunno, il Salice, San Guido a Bolgheri, i cipressi carducciani, la Barbagia poteva vantare il pino di Grazia Deledda. Ma Branca, come abbiamo visto, frequentò la località quando ormai l'epoca d'oro della vigna era terminata.
Abbiamo visto che lui si reca negli anni 60, alla fine degli anni 60, e uno dei due pini è già crollato. E infatti testimonia in bibliografia dell'Ediana. Gonare, la montagna piramidale sulla cui vetta sorge un piccolo ma celebre santuario, in vista ad ogni monte ed ogni mare, come canta il poeta Sebastiano Satta, vi si celebra l'8 settembre una delle più caratteristiche feste della Sardegna e che Grazia Deledda descrive in La via del mare. La visione del Monte Gonare riappare sovente nelle pagine di tutti gli scrittori sardi ed è cara a tutti gli isolani. Il pino, altissimo e in cornicia, vista da Nuoro, la lontananza azzurra del monte, era caro a Grazia Deledda, che lo ricorda vivamente nell'opera postuma. In quei pressi l'erba e i rovi hanno coperto le rovine della casetta, dove la scrittrice trascorse i giorni più felici della sua giovinezza. Branca ci sta dicendo, guardate, quel luogo adesso è abbandonato e la casetta che abbiamo visto prima è invasa dai rovi, è abbandonata. Il luogo però fu ricordato anche da un altro importante scrittore, autore di Paese d'Ombre e premio Strega, Giuseppe Dessì, che fu una delle voci più importanti forse della Sardegna del Novecento, e Dessì coglie l'occasione per ritornare in questo luogo nel 1959, quando viene portata la salma di Grazia Deledda a Nuoro. E in un articolo di giornale conservato nella Biblioteca Centrale di Roma, in un pezzo di questo articolo, Giuseppe Dessì ritorna sulla località e ci dice: il verde smeraldino dei pini fa macchia nel cupo e visto paesaggio che circonda la piccola città. I pini erano a quel tempo assai rari, quasi piante esotiche nella flora nuorese, benché il clima e la terra fossero i più adatti a farli crescere rigogliosi. Ne è prova quello che scrive in Cosima la Deledda dell'unico pino della sua ancora lontana infanzia. Sotto e intorno al pino, che tuttora resiste ai venti e partecipa giustamente della gloria della scrittrice, si vedeva una piccola vigna, meta delle quotidiane passeggiate che la piccola Grazia faceva in compagnia della madre. Questa piccola vigna, distrutta dalla fillossera e mai più ripiantata, insieme con la casa natale venduta ad esami, e alla chiesetta della Madonna del Monte, anch'essa ricostruita con tutt'altro disegno nello stesso luogo, formano il centro ideale del reale, aspro e talvolta leopardianamente selvaggio paese, entro il quale crebbe e del quale si nutrì, come ci si nutre dei frutti della terra e dell'ossidiano dell'aria. La virile fantasia della giovinezza Grazia. Quindi Giuseppe Dessì ci sta dicendo: la casa natale, la chiesetta, ovviamente con il monte annesso, e sul pino con la vigna sono i centri dove si nutrì la vivere fantasia della giovane Grazia. Ora, la casa natale è diventata un museo dell'Ediano, la chiesetta del monte ospita le spoglie di Grazia Deledda, il Monte Ortobene ovviamente stiamo cercando di valorizzarlo. Cosa manca? Zuppino, la vigna. Sono questi gli elementi che individua Giuseppe Dessì. Ultimo, anzi penultimo, ma non per importanza, un autore, scrittore, magistrato, intellettuale, antifascista, non nuorese, non sardo, Domenico Riccardo Peretti Griva, che fu uno dei massimi esponenti del movimento del pittorialismo italiano e internazionale, che era quel movimento che
nella metà e nei primi anni del Novecento, cercava di elevare la fotografia allo stesso rango della pittura attraverso composizioni in bromorio. Ecco, Domenico Riccardo Pellitti-Riva fece un viaggio nel 1930 in Sardegna. Poi nel libro troverete anche, diciamo, un pezzo di bibliografia di questo intellettuale molto importante. E comunque arriva in Sardegna, fa un piccolo viaggio in Sardegna e si concentra su pochissimi selezionati elementi, non fotografa migliaia di soggetti, si contano sulle dita di 2 mani. Tra questi soggetti, paradossalmente, c'è proprio Zuppino. Ora, questa opera è intitolata Zuppino, numero 1930. Ora, non sappiamo cosa spinse questo intellettuale venuto da fuori a fotografare il pino attraverso la tecnica del pittorialismo. Può darsi che abbia chiesto diciamo ai nuoresi che cosa sfotografare e gli avessero consigliato il pino, oppure può darsi che leggesse Grazia Deledda e sia andato a cercare insomma i luoghi dei Debiani, non lo sappiamo, oppure magari attraversando lo stradone abbia visto il pino, si sia fermato e abbia fotografato. Comunque questa immagine è importante perché ci fa capire che anche un intellettuale, un'anima artistica di fuori, quindi non ha il legame affettivo con la terra, riconosce una valenza simbolica in quest'opera. E infine, Luigi Falchi. Luigi Falchi, in Confidenze, ammonisce i nuoresi nel 1925, quindi poco prima del Nobel alla Deledda, e dice: amici nuoresi, c'è quel pino intorno a cui fiorì un sogno di fanciulla, della più grande tra le donne d'Italia, e in cui il poeta nostro incise il suo nome preso dalla triste poesia di quel luogo. Esiste ancora, onoratelo di segni d'affetto. Esso deve essere sacro alla spiritualità isolana. Su primo sole su Manzano i corri su saluto i sarbolio saluto da esorto bene tu e intenerio non venite danne non sama. Nosa turca su coro e su sentiu si sparge che sono scorde verano semenande de paghe vitiano sastulante su tempus pisichi. Che avvento è Luche di Kirkamur, che avvento è Luche di Kirkamur, in su risu, in su pranto, in su sudore, in su risu, in su pranto, in su sudore, cada pensamento che ingrani, cada pensamento che ingrani, cada pensamento cada pensamento che ingrani umile spostu cantu timbiam
canto t'inviamur bon. In sentimentos innidor de amore, in sentimentos innidor d'amore, Padre plur babbu nostru non podi, Cade plur babbu nostru non podi, Cade plur babbu nostru, Cade plur babbu nostru non podimus. Umiles custu canto t'inviamo, sentimentos innidor d'amor, sentimentos innidor d'amor, babbu nostru non podimus, umiles custu canto t'inviamo. Bom, bom. Quando su primus ore Dunque, Luigi Falchi, onoratelo di segni d'affetto, esso deve essere sacro alla spiritualità isolana. E questo film, come sapremo bene, diciamo che questo affetto non gliel'abbiamo dato. E perché non è diventato sacro alla spiritualità isolana? Allora, se noi ci riconduciamo alle ultime lettere che Grazia Deledda invia a Luigi Falchi nel 1899, quindi poco prima della partenza, io ricordo che Grazia Deledda parte dalla Sardegna nel 1900, sembra che confidi a Falchi l'intenzione di rimanere a Nuoro. E Grazia Deledda scrive: Che altro dirle? Io sono contenta della mia vita semplice e quieta e sogno di proseguirla, null'altro. Il mio modesto sogno è di restare a Nuoro, ma chissà se mi sarà concesso. Intanto studio, lavoro, sogno, tra l'affetto delle mie due giovanissime e intelligenti sorelle e quello di mia madre, nella casa pura e tranquilla, come vedo il contento di poco. Quindi Grazia scrive proprio: il mio modesto sogno è di restare a Nuoro. Ma questo ideale romantico, in realtà, come vedremo, trova forza nelle concrete responsabilità familiari che si trova a sostenere Grazia Deledda in quel periodo, che è il periodo praticamente in cui, dopo essere scomparso il babbo, doveva gestire il patrimonio della famiglia. Dopo la morte di mio padre, può dirsi che sono io il capo della famiglia. Tutti gli affari, i conti, le cure passano in mano mia. Ed è anche per questo che non posso e non voglio lasciare Nuoro. E proprio nello stesso periodo, nella lettera successiva, Grazia ci confida quanto fosse importante la campagna per la sua ispirazione artistica. Amo la vita silenziosa, il sogno, la contemplazione. Mi basta di viaggiare con le nuvole che passano, varcando i monti del mio orizzonte. E gli alberi, gli uccelli, le fragranze, le pietre, le erbe, il vento, il sole mi parlano di cose meravigliosamente artistiche che gli uomini non saprebbero dirmi giammai. Donna, amo la solitudine e sogno soltanto la pura felicità delle gioie umili. Se di ciò non si avvantaggerà la mia arte, non mi importa nulla. E Grazia, nell'ultima lettera, esprime il desiderio, qualora fosse diventata ricca, di farsi una casa proprio in campagna. In quale campagna? La campagna suggestiva, quella dove ci sono i due figli, la lettera che abbiamo visto inizialmente. Spesso vado in una campagna suggestiva, una pianura melanconica, deserta, senza alberi. La nostra vigna è l'ultima. Due pini alti fremono continuamente sotto il cielo d'un azzurro triste di viola mammola. Chissà, se diventerò ricca, come oso sperare, mi farò una casa qui, sotto l'incessante murmure dei pini.
Dunque, Zuppino pareva, diciamo, essere lo scenario perfetto, no? Per la scrittrice, per quella contemplazione che cercava. La storia, però, come è noto, prese un piede diverso. Mesi dopo, nel 1900, conosce, inizialmente alla fine proprio del 1899, conosce Palmiro Madesani, si sposa nel 1900 e parte a Roma. Quindi quel sogno della casa sotto i pini rimase sostanzialmente incompiuto. Quindi Grazia partì, ma la terra rimase. Ma il filo non fu dimenticato, come ci ricorda Remo Branca. La casa rimase un sogno di cui il Pino non si accorse. E poco dopo colei che doveva varcare ogni mare come premio Nobel per la letteratura lasciava la salute. Ma il Pino non fu dimenticato, perché meravigliosamente celebrato in alcune delle più belle pagine della moderna letteratura italiana. Dunque, ora vedremo davvero in maniera brevissima e sintetica cosa accade al luogo nell'ultimo periodo, perché è successo qualcosa, no? Se noi abbiamo visto Remo Branca, Luigi Falchi, Antonio Ballero, Sebastiano Sata, tutti quanti che ci dicono oh Nuoresi, questo luogo è importante, eppure è successo qualcosa, no? Se al giorno d'oggi noi abbiamo un luogo che invece è stato abbandonato e martoriato. Cosa succede? Con la morte del padre, il padre 3 anni prima della morte lascia un testamento scritto di suo pugno, quando è inerte, immobile, e dice:
dando sicura la morte nel mondo, con questo mio testamento dispongo quanto segue. Lascio l'usufruto di quanti beni possiedo alla mia cara moglie Francesca Camboso, perché ne disponga a suo piacimento, senza che alcuno abbia a chiederne conto. In quanto alla mia funeraria, mi rimetto a ciò che essa disporrà da farsi. Dunque, Tottoni Deledda, il padre di Grazia, lascia tutto l'usufrutto, tutti i suoi beni, tutto il suo patrimonio alla moglie Francesca Camboso. Ma possiamo immaginare come un patrimonio così complesso, che è accuratamente documentato nel libro L'eredità, è davvero un patrimonio complesso, era una famiglia nobile, appesantito dalle incertezze finanziarie e, diciamo, dalla gestione non sempre oculata dei beni da parte dei figli, alimentasse all'interno della famiglia, come spesso accade, un certo malumore. E di questo ne abbiamo testimonianza in Cosima. Furono mesi e mesi di dolore rovente, quasi di disperazione, finché l'uomo buono, l'uomo saggio e giusto, cadde, e la famiglia rimase come l'umile erba tremante all'ombra della quercia fulminata. E poiché la famiglia era in questo cerchio di ombra, restava rassegnata in attesa di vederla un giorno diradare. Con la morte del padre, Andrea parve metter giudizio. Prese lui ad amministrare il patrimonio rimasto ancora in comune, ma ne approfittava largamente, in modo che rimaneva appena il tanto per aiutare negli studi l'altro fratello e per pagare le tasse. La madre si lamentava sempre per queste tasse e se ne preoccupava tanto da non dormire la notte. Ve lo scrive, no? Il patrimonio rimasto ancora in comune. Però, sempre in Cosima, durante una discussione con il servo, la madre, disperata, inizia a ipotizzare la divisione del patrimonio tra i membri della famiglia. Tante volte penso di dividere il patrimonio, a ciascun figlio il suo, ma sarebbe peggio, poiché il disgraziato Santus in pochi mesi cadrebbe nella miseria e anche il tuo signorino Andrea si giocherebbe la sua parte. Non c'è via di uscita. Bisogna soffrire. E poi io voglio bene ai miei figli, troppo bene gli voglio. Più sono disgraziati, più li amo e li compatisco. È quello che inizialmente era un dubbio della madre, cioè non so se dividere il patrimonio o meno, presto diventò realtà. Mediante un atto di divisione erogato dal notaio Salvatore Maccioni, si procedette alla divisione del patrimonio Deledda in 7 lotti distinti, tanti quanti erano gli eredi. Quindi uno per la madre, Francesca Camboso, la moglie di Tottoni, e gli altri 6 per i figli. E diciamo per la ricostruzione che stiamo facendo, il lotto che ci interessa è il numero 4, perché il lotto 4 conteneva proprio la vigna di Todolta Nassita, di chi da Nuoro va a Maccomera. Quindi il quarto lotto conteneva i terreni di Supino. Vorrei far notare che anche il cespite più prezioso e produttivo del lotto, dal valore di 4.000 lire dell'epoca. Quindi era, diciamo, il podere più importante del quarto lotto. Cosa succede? Che il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio 1895, davanti al notaio si procedette all'estrazione. Quindi viene messa una cesta, vengono messi i numeri dei lotti, dall'1 al 7, e si inizia l'estrazione. E quindi dobbiamo immaginarci proprio la famiglia riunita davanti a questo cesto che mette le mani dentro e prenderà quella parte di patrimonio. E allora, Camboso Francesca, la madre, lotto secondo. Deledda Giosantus, lotto settimo. Deledda Andrea, lotto quinto. Deledda Vincenza, lotto sesto. Deledda Grazia, lotto terzo. Deledda Giuseppina, lotto quarto. Deledda Nicolina, lotto primo. La sorte volle che la proprietà legale della vigna dei Due Pini passasse in mano alla sorella Giuseppina e non a Grazia. E badate bene, Giuseppina era molto piccola all'epoca e di fatto
il patrimonio continuò ad essere usufruito in modo comune, perché ne abbiamo testimonianza in lettere e novelle, però di fatto la proprietà legale della vigna con i due pini passa in mano alla sorella di Grazia. C'è da dire che la sorte volle che Grazia Deledda non ereditasse nulla di quello che lei ha descritto nelle sue opere. La casa natale, il frantoio, Zuppino. Grazia Deledda non ereditò nulla di ciò che descrisse. Nell'otto terzo non c'è niente di quello che ha descritto nelle sue opere. Ma attraverso questi documenti importantissimi, conservati presso l'Archivio di Stato di Nuoro, noi possiamo ricostruire anche fedelmente la proprietà, perché attraverso i registri di scarico e carico che ci sono nell'archivio sono segnati i numeri mappali. E quindi noi sappiamo che il quarto lotto, quello della vigna, aveva come numeri di mappa il 2635, 38, 39, 3061, 64, 65. E quindi noi possiamo prendere la mappa dell'Agro di Nuoro, andare nelle aree che ci interessano, stiamo parlando delle regioni SO a ovest di Nuoro, e qui abbiamo due mappali, quello della regione S e quello della regione O. E per una questione visiva io li ho uniti artificialmente poiché la proprietà ricadeva in entrambi i mappali, quindi questa è un'unione artificiale. Unendo i numeri di mappa che si possono leggere otteniamo quella che era la proprietà di Deledda all'epoca della scrittrice. E possiamo notare qui a destra, non so se si vede, ma è disegnato uno stradone, perché quando erano stati fatti questi mappali ancora non esisteva la strada Nuoro-Maccomè, doveva ancora essere realizzata, bozzata in matita, poi qui cancellata perché subirà una deviazione, andrà verso l'alto, proprio dove c'era scritta Albero Pino. Sovrapponendo le fotografie aeree storiche, possiamo capire meglio com'era la situazione della proprietà. Come vedete si vedono queste due macchie nere, che non sono nient'altro che i due pini che Grazia Deledda descrive. Uno posto ai limiti della strada provinciale, l'attuale via de Murichessa, quello che è sopravvissuto fino al 2014, e l'altro che ha descritto Remo Branca, abbattuto nel 67. Entrambi ricadenti nella proprietà di Deledda, quindi entrambi facevano parte della proprietà. E qui possiamo notare il lotto 3061, che è il più importante perché contiene proprio l'albero di via de Murichessa. Qui possiamo notare meglio i due pini. Cosa succede? Che Giuseppina Deledda mantiene questo terreno fino ai primi del Novecento. Nel 1908 decide di vendere. E vendendo Zuppino a un signore nominato Marco Floris Pasquale, di fatto questa proprietà esce definitivamente dai beni della famiglia Deledda e dai frutti eredi. E quindi con un atto notarile del 23 maggio 1903, Giuseppina vende a Marco Floris Pasquale. Questo atto notarile è stato erogato da Salvatore Satta Carroni, che può essere un nome familiare, e infatti si tratta proprio del padre di Salvatore Satta, l'altro grande autore del Novecento che scrisse Il giorno del giudizio. E qui possiamo notare proprio il toponimo, no? Todottana o Zuppino. Quindi il toponimo corretto è quello, Todottana o Zuppino, o Todottana Zuppino, insomma. Marco Floris Pasquale tiene il podere e poi a sua volta vende, e lo vende a Iare. Nel 27 novembre 1921 Pasquale Marco Floris vende la proprietà all'avvocato Antonio Luigi Iare e al figlio Fausto, con atto notarile erogato questa volta dal dottor Giacomo Satta, coadiuvante di Salvatore Satta Carroni. Giacomo Satta è il fratello di Salvatore Satta, all'epoca coadiuvante del babbo. Nello studio abitazione in via Angioi numero 1. Si tratta proprio di quei luoghi che poi Satta ha reso emblematici nel giorno del giudizio. Questa vendita a Antonio Luigi Iare Fausto si compie in due atti, perché il padre, quindi Luigi Antonio Iare, venderà a Fausto in un ulteriore atto notarile il restante 50%, quindi si compie due passaggi. E in questo atto è curioso notare che viene erogato da Giacomo Satta nella piena veste di notaio, quindi non più come coadiuvante. Ora, dal 1926, con il catasto provinciale di Nuoro, la proprietà risulta essere iscritta al foglio 51, particella 9, e il podere di Zuppino risulta essere intestato esclusivamente a Fausto Iare, nato a Nuoro il 3 luglio 1884. Grazie a Deledda
nacque nel 1871, questo chiusa parentesi. Le cronache giornalistiche del decennio successivo, abbiamo visto Remo Branca e Giuseppe De Sì, descrivono una vigna ormai abbandonata, raccontano la caduta di uno dei due alberi, e proprio Branca, in un articolo di giornale, scrisse: quale pino? Dove? I nuoresi non lo riconobbero né lo celebrarono. Anche la vigna è scomparsa, la casetta distrutta, e sulle pietre sono avanzati i cardi selvatici della brughiera selvaggia, mescolandosi agli asfodeli che splendono al sole come fragili ceramiche. Quindi, ma nonostante questo degrado, possiamo dire che sul pino resistette, perché attraverso l'analisi delle foto aeree di fine anni 70 possiamo notare che comunque gli elementi c'erano ancora, cioè un pino superstite c'era, la vasca è ancora lì, la casetta, sebbene rudere, è ancora lì, e si vedevano ancora i filari della vigna, probabilmente gestiti faustuale o comunque da chi lavorava lì. E di questo ne abbiamo testimonianza anche da parte di Bachisio Floris nel suo libro Nuoro Forever, che ci descrive proprio la campagna di Nuoro andando verso ovest, andando verso Macomer. Dal quadrino si cominciava a uscire dalla città e dopo il breve rettilineo centrale c'erano già orti e vigne. Baldo e Carros col suo ponticello in ferro sulla curva gomito e poi il rettilineo verso il pino di Grazia Deledda, dove si sperava sempre di portare qualche ragazza a romanticare, ma non succedeva mai. La svolta che però, diciamo, trasformò totalmente il potere di Supino arrivò alle soglie del nuovo millennio. Negli anni 90, precisamente nel 1991, gli eredi Are vendono la proprietà alla società immobiliare 2R di Robbia Rivano SNC per creare che cosa? Una lottizzazione identificata come comparto C10. E qui possiamo notare la vendita, insomma. Ora, per poter procedere alla costruzione della lottizzazione, però, qui avvenne un evento curioso. La società era obbligata a cedere al comune di Nuoro tot superfici per il verde urbano, precisamente 11.700 metri. E qui lo possiamo notare, no, nell'atto. In particolare, le ditte proprietarie si impegnano a cedere metri quadri 11.700 a destinare a verde servizi pubblici. Ora, non sappiamo come vennero scelti questi 11.700 metri quadri. Il fatto sta che coincisero quasi perfettamente con il cuore antico della tenuta, che venne risparmiata dall'edificazione, ma comunque ormai il sito era in completo abbandono. Possiamo notare che rimasero soltanto il pino e la vasca, la casetta fu demolita, la vigna ovviamente distrutta, e si assistette, lo sappiamo tutti, no, a un abbandono totale, discariche abusive, espoliazione degli elementi che c'erano, dei buriti a secco e quant'altro. Io penso che la scelta di destinare quest'area al comune doveva, anzi, proprio era quasi un obbligo che il comune se ne prendesse carico. Questo luogo doveva essere salvato, dato che ormai era di proprietà pubblica. E invece accade quello che tutti sappiamo. Questa esattamente è la proprietà di Deledda e l'area, quella in giallo, che è stata ceduta al comune di Nuoro. Ora, il pino superstite rimase lì in stato di abbandono, lo sappiamo tutti, e nel 2014 iniziò a seccarsi. Le analisi svolte dall'Università di Sassari decretarono la morte biologica della pianta e sappiamo bene che all'inizio non si ebbe il coraggio di abbattere totalmente il pino, furono tagliati i rami più alti, rimase soltanto il tronco fino al 5 febbraio del 2019, dove a seguito degli ultimi controlli dell'Università di Nuoro si decretò per l'abbattimento, e queste sono le immagini dell'abbattimento. C'è da dire che il piano operativo prevedeva un taglio a sezioni, cioè si partiva dall'alto come una salsiccia e si iniziava ad affettare il pino di Grazia Deledda. Cosa accadde? Che quel giorno un gruppo di volontari dell'organizzazione Ortobenessere bloccò i lavori, contattò un'azienda privata con un mezzo speciale di Torra
e si riuscì a spostare, a fare in modo che almeno il tronco rimanesse integro. Venne appoggiato a fianco al rialto, a pochi metri, e proprio in quella giornata i volontari decisero di valorizzare quel luogo e diedero via al progetto che oggi penso che in molti conosceranno per la realizzazione del parco Il Pino di Grazia Deledda. Quindi questa è, diciamo, tutta la cronistoria dall'epoca di Grazia Deledda ad oggi, in cui questo pino è finito nelle mani del comune, quindi è patrimonio di tutti, e fino al comune di Nuoro che affida all'organizzazione di volontariato Orto Benessere per la realizzazione del parco. Questo è, diciamo, quello che vorremmo realizzare, sostanzialmente ripristinare gli elementi, ripiantare la vigna che è stata piantata, creare gli orti, fare della casetta, ricostruire la casetta e farne un museo e fare un luogo aperto a tutti, un luogo di contemplazione, un luogo dove fare eventi, un luogo dove uno può andare nella vigna e imparare nozioni legate alla viticoltura, fare degli orti urbani, quindi coinvolgere la comunità o le scolaresche nella realizzazione degli orti, rivedere tutti quegli elementi, la vasca d'acqua dove la madre di Graziella andava a lavare i panni, la casetta in pietra dove Graziella racconta che scriveva, insomma, ripristinare tutti quegli elementi e renderlo un luogo vivibile. Ora, io concluderei con una citazione di Remo Branca, sempre di un articolo di fine anni 60, che diciamo fa una previsione un po' azzeccata. Ma ora nel paesaggio si è spento un incanto. Sullo sfondo le tre piramidi cerulei del Monte Golare, dove la Madonna ha posto una sede così cara alla letteratura dell'Ediana. Sembrano essersi allontanate, ritirandosi per aver perduto le incomparabili chiome che da lontano incorniciavano la loro bellezza. Ma forse le fatte delle Diane usciranno di nuovo da pagine immortali e in una notte stellata pianteranno il nuovo albero, un pino al quale la nuova generazione crederà. E quel pino io ce l'ho quando sarò piantato. Nel 2021, in occasione dei 150 anni dalla nascita della scrittrice, i volontari hanno messo a dimora un nuovo albero, simbolo di speranza. Bischidonzu, bom bim bilam bim bom, a palisa spessore scustulonzu, bom bim bom, iata porta la pintesunande, bom bim bilam bim bom, totus a moda sono cambiande, bom bim bom, como bocanda su de su conzu, bom bim bim bom, como chi viva chi a prur bisonzu, bom bim bom, caso vino est in preziaziande, bom bim bom, con chi s'usa sta sarde vivo, bom bim bom, su chi rivesti in grande attenzione, bom bim bom, benedita d'un dono riverito, bom bim bom, benedita ed un solo riverito, benedita ed un solo riverito, benedita ed un solo riverito, bom bim bom, bom bim bom, canno in fede su contu su Isaia, bom bim bom, voglio vivere di svetione, bom bim bom, che soltanto nessuno lo vedia, bom bim bom, caso tanto nessuno lo vedia, caso tanto nessuno lo vedia, caso tanto nessuno lo vedia, bom bim bom,
bom bim biam bim bom. Nessuno soltanto pedia, nessuno soltanto pedia, nessuno soltanto pedia. Bom bim biam bim bom, bom bim biam bim bom, bom bim biam bim bom, bom bim biam bim bom. Nessuno soltanto pedia, bom bim biam bim bom, bom bim biam bim bom. Quindi concludiamo questo viaggio, io vi ringrazio, concluderei dicendo che forse Nuoro può anche essere un nido di corvi, no? Però i nuoresi quando si uniscono sono anche capaci di grandi opere e questo la storia lo dimostra. Quindi io spero e mi auguro che per i 100 anni del premio Nobel, grazie a Deledda, si possa lasciare, diciamo, un'opera tangibile, quindi concreta, che rimanga anche per le generazioni future, un'opera nata dalla comunità per la comunità, in un luogo che è davvero deleddiano, si documenta certa. Comunque adesso c'è un bel cundido che si vuole, sedilesi, la cantina sedilesi, un bicchiere di vino per chi si vuole avvicinare nel cortile dietro la biblioteca storica. Grazie a tutti. Ci sarebbero anche 3 macchine da spostare dal cortile perché altrimenti le chiudono dentro. Per il resto adesso andiamo a divertirci. Non sta leggendo l'interno. Sì. Mai sentita una come che gli Zara facessero causa a Tolstoi per dire no.
Allora io devo dai, ce l'ho là. Ciao. Va No, noi già ci vediamo infatti, quindi io la mia amica, vedete a fotografare anche ciao tesoro, ci vediamo. Ciao. Ciao di nuovo. Anche Mara, siamo da qui.